L'alta velocità è la molla che può far ripartire l'economia in Veneto. Parola di Confindustria che guarda al futuro e propone una soluzione. 3 i nodi da sbloccare: Vicenza, dove sono arrivati i soldi, la tratta Verona e Padova, che sta per essere sbloccata, ma soprattutto Venezia. L'alta velocità sarà decisiva, a patto che siano eseguiti i collegamenti con l'aeroporto e il porto offshore, 2 aree strategiche, per ottenere fondi dall'Europa, per convincere i privati a investire nella TAV, perché i soldi pubblici da soli non basteranno, e per fare pressione su governo e Commissione europea. Ecco la proposta forte che arriva da Confindustria: individuare una figura super partes capace di dare e ottenere fiducia. Cerchiamo una persona, un commissario che abbia competenze scientifiche, quindi ingegneristiche, e anche competenze europee, nel senso che conosca, perché è lì che poi dobbiamo andare a attingere i fondi, non avendoli tutti, e che sia però anche in grado di coagulare interessi privati che sono disposti a fare investimenti, perché questo è un tema importante, anche questo, visto la carenza di finanza pubblica. Il quadro sarà completato nel 2030, si era detto l'anno scorso. Per il Veneto dovevano passare 3 corridoi europei, in Veneto dovevano essere potenziati gli interporti di Padova e Verona e una maxi area urbana che ruotasse attorno a Padova, Treviso e Venezia. Un disegno che si sta clamorosamente ridimensionando, ridotto a poche opere per lo più incomplete. Entro 3 anni occorre chiarire le prospettive, i progetti e i finanziamenti realisticamente raggiungibili. Sarà possibile che questa idea, mi pare della Commissione europea di Juncker, di mettere a disposizione 300 miliardi per investimenti in Europa, ci sia, però allora bisogna essere pronti per poter avere quei cofinanziamenti. Per questo bisogna scegliere soprattutto le opere che sono di interesse europeo, e che sono anche quelle più importanti a noi, e di non continuare a fare elenchi di cose strane che altrimenti ci portano fuori. Quanto ai tempi necessari per i primi finanziamenti, la proposta del commissario avanzata da Confindustria richiede un'azione immediata. Il ministro Lupi si è dimostrato sensibile alle vicende che riguardano le opere in Veneto, quindi occorre agire molto in fretta. Il momento è importante e il tema è caldo, e penso che nel giro di un mese faremo la proposta su chi può essere questo commissario.